Denunciamo qui oggi la grave situazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con le sue carenze di personale e di mezzi, ma la situazione più grave è nella sede di Venezia, Ca' Foscari Centro Storico, dove oltre ad avere un personale sempre in forza minima, 15 unità, a fronte delle 20 che dovrebbero essere previste, abbiamo anche una carenza di unità nautiche. Infatti, il 7 luglio 2025 il comando ci comunicava che solo 2 imbarcazioni erano operative al 100%, 2 operative parzialmente per problemi tecnici e 6 fuori servizio. Questo è dovuto alla carenza di fondi dedicati alla sede di Venezia. Questa mancanza comporta una grave mancanza di sicurezza per la popolazione e del personale che svolge servizio a Venezia. Difatti al personale non vengono forniti DP idonei, previsti dalla legge 8108, per le attività svolte all'aperto in estrema temperatura. Difatti d'inverno sono soggetti a temperature a meno 20 gradi ed d'estate a temperature superiori ai 40 gradi. Le nostre imbarcazioni hanno la particolarità di essere scoperte, data la morfologia della città di Venezia con i ponti. Non è possibile che a Venezia solamente 15 persone, 15 vigili del fuoco, vengano impiegati per la sicurezza della popolazione. Chiediamo a chi di competenza di metterci nelle migliori condizioni per poter lavorare per la sicurezza della città di Venezia e per la sua popolazione. Chiediamo il riconoscimento economico previsto dalla legge, chiediamo che vengano forniti dei DP specifici per il lavoro in barca e nelle condizioni estreme in cui si trovano i vigili del fuoco e un aumento dell'organico.